È stata la punta estrema di Levante, la zona maggiormente interessata dalle precipitazioni portate dal passaggio perturbato che ha interessato nelle ultime ore la Liguria. Per quanto riguarda il Tiguglio, la pioggia ha colpito maggiormente la parte orientale, Sesti Levante, la Valpetronio e Moneglia, ma non ci sono stati problemi anche se sotto i nuclei più intensi non sono mancati colpi di vento e locali grandinate. Un primo break stagionale a cui ne farà seguito un altro nella giornata di domenica. Siamo entrati diciamo in un'evoluzione più in linea con il calendario, essendo stato agosto quasi completamente saltato da fenomeni di rottura stagionale che si presentano con un ritardo di un paio di settimane. Questo non vuol dire quindi che si passa a scenari totalmente perturbati o che da domani bisogna girare con il cappotto, però è chiaro che ora la stabilità estiva viene fisiologicamente a cadere e quindi a questo primo passaggio di rottura stagionale ne seguirà effettivamente un altro su domenica, più interessata alla seconda parte della giornata e la serata, con possibili fenomeni di instabilità sparsi sul medio levante. Le temperature sono calate di diversi gradi sotto i colpi di vento di tramontana, specie sul settore centrale, dove difficilmente in mattinata si sono superati i 18 gradi. Si sono mantenuti invece più alti i valori ai lati della regione, dove però è calata l'umidità relativa. Anche in questo caso un ritorno alle medie della stagione. Questa condizione ovviamente si andrà un po' a perdere nel momento in cui apparirà il sole nell'intervallo di domani, per esempio, ma in ogni caso ci portiamo lentamente verso la media della stagione, niente di più, perché fino a ieri eravamo comunque su valori sopra la media del periodo.